wellness, proprio il fatto di... Allora, stiamo cercando di parlare anche di terapie, di prescrizioni mediche, non rido, sono serie, con i nostri ospiti, perché aiutano la salute, aiutano il nostro benessere psichico ma anche fisico. Continuiamo su questi temi anche con la dottoressa. Volevo solo fare una battuta all'architetto. Bisogna riconcepire anche gli spazi urbani, non solo gli spazi domestici, ma rivederli in un certo modo, quando invece ci troviamo nelle città che, siccome troppi alberi provocano dei danni, cadono e distruggono le macchine, poi il comune deve pagare, risarcire, eccetera, meglio tagliare l'albero, mettere delle piantine che arriveranno ad essere alberi tra 20 anni e così via, mettiamo dei cespuglietti anziché dei bei pini marittimi, dei piccoli, insomma, è un po' difficile attuarlo per cercare di rendere compatibile la vita nelle città anche ad altre esigenze. Che cosa dice? Ma diciamo che dopo la pandemia la visione degli spazi esterni, se già prima era cruciale, lo è diventata ancora di più, perché il desiderio di stare all'aperto, sì, specialmente per chi vive in città che ha potenzialmente un limitato accesso a spazi esterni privati, ecco, è diventato qualcosa di imprescindibile. È indubbio che la presenza all'interno dei centri urbani di aree verdi rappresenta non solo come dire, un contributo ambientale, ma anche tutto quello che la dottoressa Trombini diceva prima in termini di rapporto con il benessere della persona e gli aspetti psicologici. Sul piano ambientale è fuor di dubbio che avere dei polmoni verdi implica creare delle barriere di varia natura contro criticità che in città si trovano, dal rumore generato dal traffico fino a, in qualche maniera, il contenimento di alcuni contaminanti dell'aria, oltre al fatto di ricreare degli ambienti che possono essere positivi, al caso sicuri e quant'altro. Però c'è una cultura di trasformazione in questo momento che si sta diffondendo in alcuni grandi centri all'estero sicuramente, ma anche in Italia, lo sta facendo la città di Milano, lo stanno facendo molte altre iniziative di carattere urbano, comunale, in cui la rigenerazione di spazi magari disabitati o dismessi per qualche ragione, ex area industriale o altro simile, è in fase di riconversione con obiettivi di diffusione di aree verdi, riduzione del traffico veicolare, al fine proprio di creare questi spazi. Senza dubbio questi hanno un costo in qualche maniera, perché poi c'è qualcuno che li deve progettare, costruire e mantenere, ma il beneficio all'interno dell'ambiente è notevole. Non dimentichiamoci poi il supporto che spazi verdi di questo tipo danno al contrasto dell'effetto isola di calore, cioè il fatto di avere superfici in qualche maniera come dire, impermeabili, piazze, edifici, tetti, strade, che quindi esposte alla radiazione solare si scaldano perché assorbono e riemettono una quota termica della radiazione solare, scaldano il microecosistema che gli sta intorno. Non a caso voi arrivate in città d'estate, se fuori città fa caldo, in città fa caldissimo, anche per effetto di questa condizione. Il verde contribuisce drasticamente a ridurre l'effetto generato dalle superfici impermeabili per l'incremento delle temperature in estate. Quindi solo effetti positivi che, considerando i tempi che corrono, dovrebbero essere considerati come prioritari in qualunque decisione. Assolutamente. Torniamo a questo tema, c'è una sensibilità ambientale appunto che si sta diffondendo sempre di più, però ci sono anche delle intelligenze, c'è un'intelligenza naturalistica che si deve sviluppare, che bisogna far crescere. Forse già le giovani generazioni sono forse più propense o forse no, perché con i device tante volte c'è un distacco dalla realtà e anche dalla natura da parte di molti giovani, senza arrivare agli estremi di hikikomori, di chi si esclude completamente dalla realtà. Allora, come si impara, come si sviluppa questa intelligenza? Si sviluppa anche qui interagendo e conoscendo la natura, quindi come se fosse davvero un'altra persona, quindi andando oltre. Quindi fin da piccoli cercando di portare anche i bambini a contatto con la natura, compatibilmente con le città che vengono progettate dai bioarchitetti. Assolutamente, specialmente nei primi 6-7 anni di vita abbiamo proprio una responsabilità di trasferire il cosiddetto know-how, quindi il modo in cui ci si relaziona con la natura,
quindi è proprio la fase chiave della vita in cui come adulti abbiamo la responsabilità di trasmettere cos'è la natura e come trattarla. Altrimenti quello che accade è un'amnesia ambientale generazionale. Per cui bella questa amnesia ambientale. Esatto, per cui è davvero come un'amnesia, quindi generazione dopo generazione svanisce il ricordo di cos'è la natura e di come relazionarsi con essa, quindi è davvero fondamentale che avvenga questo passaggio proprio di conoscenza e di conoscenza sia a livello proprio intellettivo ma anche emotivo, quindi come appunto si può relazionarsi con la natura anche con l'empatia, no? Verso di essa, il rispetto a 360 gradi. Assolutamente. Come la natura ti può curare anche. E quindi questo, perché lei parlava prima di prescrizioni di natura, quindi vuol dire che è riconosciuto che che può essere curativa per degli stati ansiosi, depressivi o forse anche per delle patologie vere e proprie. Guarda, è un esempio bellissimo perché proprio ci riporta un po' ai nostri antenati, ma anche magari le nostre nonne o bisnonne, che sapevano molto bene come utilizzare certe chimiche naturali, certi elementi naturali per guarire. I nostri antenati erano davvero molto connessi all'ecosistema e facevano leva sui benefici della natura proprio per la guarigione, per il benessere comunque. Pensiamo anche agli antichi romani da cui noi veniamo. Avevano davvero una forte sensibilità per questi temi e li portavano anche nell'ambiente artificiale, perché se guardiamo le antiche città romane, gli affreschi romani, i materiali, le forme anche biomorfiche che venivano utilizzate, questo è quello che oggi noi chiamiamo progettazione biofilica o biophilic design. Ecco, lei ha parlato di progettazione, adesso darò la parola a chi progetta o che collabora alla progettazione, che è il nostro bioarchitetto, però volevo chiederle ancora, l'esposizione alla luce solare, ne aveva accennato ancora lei, e qui anche l'orientamento che dovrebbero avere le abitazioni, i luoghi dove si trascorre del tempo, gli uffici, le città stesse, come avveniva proprio una volta, perché una volta stavano molto attenti a queste esposizioni. In Oriente c'è più una sensibilità da questo punto di vista. Quanto è importante conoscere anche queste cose? Dopo la domanda la giro anche a lei che è architetto, sa, perché questo non è secondario, insomma. E quindi la luce naturale oppure no? Sì, sì, è importantissimo, deve essere massimizzata all'interno degli spazi chiusi, addirittura è il fattore, diciamo, numero uno che i lavoratori vogliono all'interno del loro ufficio, più di qualunque altro benefit, sì, la ricerca ce lo fa vedere. Cioè che cosa? La luce naturale, è proprio quello che i lavoratori vogliono maggiormente. Io parlo di quello che ho trovato nei sondaggi, nelle ricerche, ma dobbiamo pensare che noi siamo esseri che da sempre sono stati guidati dalla luce naturale, cioè la nostra vita davvero gira intorno al sole, per cui abbiamo un orologio biologico all'interno del nostro cervello che regola tutto quello che avviene nel nostro organismo e che si autoregola a seconda della luce naturale. Naturale, quindi esatto. Non la luce artificiale, cioè se io sto in questo studio che è molto illuminato, eccetera, non è la stessa cosa che se stessi fuori? Assolutamente no, se ci fossero le luci cosiddette circadiane, che quindi vanno a imitare le luci all'esterno e si sintonizzano con questo orologio biologico, allora sì, sarebbe comunque una luce diciamo buona, perché va a riprodurre all'interno quello che accade all'esterno, così che il corpo riesce ad autoregolarsi e quindi tutta una serie di funzioni, ma anche di regolamento di quelli che sono i processi ormonali, il metabolismo, eccetera, insomma funzionerebbero. Pensiamo anche ai paesi scandinavi, prendiamo gli estremi, dove per lunghi periodi dell'anno la luce naturale è assente. Ecco, sappiamo quali sono davvero i danni, le conseguenze sugli stati depressivi che questi paesi vivono proprio per l'assenza di luce naturale, che quindi è davvero un fattore fondamentale. E quando si va a parlare di costi, no?
Ecco, la luce naturale può essere una soluzione sostenibile a livello proprio mentale per l'essere umano a basso costo, nel senso che posizionare una scrivania, se lavoriamo ad esempio in smart working, vicino a una finestra piuttosto che in un'area buia della casa, non ha un costo. Quindi davvero cerchiamo di aprire le tende, spostare le nostre attività primarie vicino a fonti di luce naturale, perché davvero avremo giovamento da tutti i punti di vista, sia a livello proprio di stress che di umore, eccetera. Quindi assicuriamoci che la luce entri proprio anche nell'occhio la mattina, nel senso non guardare la luce, però esporci alla luce naturale per svegliare il nostro organismo, così che l'occhio mandi attraverso la retina e quindi al cervello e a tutto l'organismo il comando sono sveglio, è giorno. Quindi anche per questo è importante sin dal mattino esporsi alla luce naturale. Bellissimo anche questo, l'occhio che si deve svegliare. Architetto, chiedo un po' il suo intervento. Progettare anche secondo la luce degli ambienti che possano trarre giovamento. Adesso di sole, di luce, con quel discorso dei pannelli fotovoltaici, eccetera, si è parlato tanto però come fonte energetica, però non è solo questo. Quanto invece di errato è stato fatto e non si riesce più a porre rimedio? Sì, diciamo che tutto questo comunque ha una ripercussione anche sugli aspetti connessi ai consumi energetici. La dottoressa Trombina ha delineato molto bene come dire, gli aspetti legati all'impatto sulla persona e sul benessere associato alla luce naturale. Non dimentichiamoci che una corretta illuminazione degli ambienti riduce o contiene in qualche maniera la necessità di luce artificiale, ovvero riesco a massimizzare la quota che viene naturalmente offerta dal sole e quindi ridurre l'uso durante il giorno di un impianto di illuminazione che dovrebbe integrare quanto non arriva naturalmente dall'esterno. E ovviamente il corretto posizionamento degli spazi interni e ovviamente delle aperture verso l'esterno rappresentano un po' gli schemi di progetto da considerare, quindi sfruttare molto dove possibile la cosiddetta luce indiretta, cioè non dove la radiazione solare luminosa entra in maniera diretta, ma magari per effetto di qualche riflessione o per effetto del fatto che illuminando un grande ambiente, io anche se non ho uno spazio direttamente esposto a sud, però tutto sommato se molto vetrato può permettere di far entrare dentro una quota di luce naturale che si diffonde in tutto l'ambiente attorno all'edificio e che quindi evita i cosiddetti fenomeni di abbagliamento che per certe professioni invece possono diventare complicati, o banalmente anche soltanto pensate ad una scuola dove ci sono studenti che guardano una lavagna, uno schermo interattivo, devono avere luce naturale ma non devono avere quella quota diretta forte che rischierebbe di generare riflessioni sugli schermi e quindi impedire una corretta visione e quindi un corretto apprendimento. Tant'è che quando si progettano le scuole si cerca di evitare nel limite del possibile la scuola esposta direttamente a sud come aula, o se proprio non se ne può fare a meno, vanno adottati degli accorgimenti che evitano che la luce solare entri direttamente dove sono presenti fisicamente gli studenti o contro la lavagna o contro lo schermo di un videoterminale qualora sia un'aula di informatica. Il progetto della luce è fondamentale, ha un impatto incredibile sulla qualità della vita e sulla qualità percepita di uno spazio. E evidentemente ha un effetto anche sulla bolletta e sui costi associati ai consumi energetici. Tutto questo solo con la quota visibile, cioè la luce vera e propria che arriva dal sole, opportunamente progettata con una scelta corretta anche dei colori degli ambienti interni che favoriscano una riflessione della luce all'interno dello spazio, può diventare uno strumento veramente formidabile per migliorare gli spazi confinati e garantire anche delle buone condizioni poi sulla salute delle persone che, come giustamente accennava la dottoressa Trombini, in assenza di una buona illuminazione naturale in primis, poi dalle patologie della vista in avanti ci possono essere svariati problemi. Sul tema della progettazione circadiana a cui la dottoressa ha fatto cenno, posso dire che adesso anche grazie a questi strumenti di certificazione della sostenibilità si sta diffondendo la cultura, perché prima insomma, dell'avvento di alcune di queste certificazioni il progetto circadiano era molto legato
più alla letteratura tecnica e scientifica, adesso il fatto di suggerire anche a dei produttori di lampade di realizzare dei sistemi di illuminazione artificiale in grado di emulare la temperatura, si dice, di colore, cioè dalla luce più fredda del mattino a quella più calda che accompagna il riposo serale del sole, è diventata una risorsa in più proprio per ricreare artificialmente quell'ambiente naturale che descriveva la dottoressa prima. Chiaramente, se io potessi massimizzare l'esposizione all'ambiente naturale, sarebbe sempre meglio che non doverlo emulare. Quindi sarebbe meglio a questo punto, mutuando quanto diceva anche la dottoressa e anche lei, cioè la sera non essere esposti a luci troppo forti quando cala il sole, ma troppo forti e troppo fredde. Quelle luci elettrizzanti molto fredde, si dice a temperatura di colore alto, no? Quando uno legge sulle etichette delle lampade 4000K o 4500, quelle sono luci molto fredde che stimolano la reattività, quindi la produzione di quegli ormoni che la dottoressa diceva prima, che generano prontezza di riflessi, attenzione, ma che evidentemente, se io sono esposto a una luce di questo genere in un orario che dovrebbe accompagnarmi al riposo serale e poi al sonno, probabilmente ci arriverò male, probabilmente dormirò male, avrò un sonno disturbato perché sono stato esposto a questo tipo di radiazione luminosa. Viceversa, una luce calda, giallona, diciamo così, come quella del sole al tramonto, mi rilassa e mi porta più facilmente al riposo e quindi anche a ottimizzare le ore di sonno traendone un beneficio. Dottoressa, accennava l'architetto i colori, lei ne aveva già accennato anche in un'altra puntata l'importanza dei colori. Quali sono i colori che sarebbe meglio circondarci all'interno dei luoghi di lavoro, ma soprattutto magari delle abitazioni, per amare di più la propria casa perché si sta bene e quindi richiama l'ambiente della natura? Certo, anche questo è un esempio ottimo di progettazione appunto biofilica, vicino alla natura, a costo comunque contenuto, perché la scelta del colore è più un approccio che un costo, no? Quindi se utilizziamo proprio una palette che ci ricorda quella della natura, che va dai colori della terra a quelli del verde e del blu, sicuramente sono dei colori che possono portare dei benefici e una vicinanza alla natura anche stando in ambienti chiusi. Quindi rifarsi a quelli che sono i colori, però in natura ci sono tutti i colori. Certo, pensiamo però alle tonalità più che altro del verde e del blu, che sono le tonalità che... Non l'arancio, giallo. Io direi di no, almeno che non vogliamo, qua entriamo più nell'ambito della psicologia ambientale, nel senso che l'arancio può stimolare più che altro creatività, o comunque è un po' attivante, ecco, come colore, come ad esempio il rosso. Sono colori attivanti per il nostro cervello, ma se vogliamo creare un ambiente rilassante e rigenerativo, utilizziamo quei colori che il nostro cervello associa al relax e appunto alla distensione, che sono il verde e il blu per elezione. Sì. Quindi in casa questo, magari al lavoro più riattivanti, però nella casa esatto, in alcuni uffici assolutamente qualche magari elemento di design rosso ci può stare, senza esagerare, perché certo, quando gli elementi nell'ambiente sono eccessivamente stimolanti, questo provoca molto stress. Infatti questo è un altro problema, esatto, anche al contrario. Siamo in chiusura, architetto, volevo solo chiedere una cosa: tutto questo in virtù di ottenere anche, proprio in due parole, una certificazione che attesti che si sono raggiunti certi risultati? Esatto, ed è proprio questa la discriminante contro il greenwashing di cui parlavamo all'inizio, cioè la possibilità di mettere insieme tutto quello che ci siamo raccontati un po' oggi, associarlo a degli indicatori numerici che quantifichino sostanzialmente in concreto il beneficio per quello che riguarda la qualità ambientale, il risparmio energetico, idrico, la riduzione delle emissioni dei nostri interventi edilizi. Esistono svariate certificazioni, quelle più tradizionalmente legate ai temi della sostenibilità ambientale, intesa come risparmio di risorse e miglioramento delle condizioni di vita, sono la certificazione LEED, Leadership in Energy Environmental Design, di origine americana, metà anni 90, abbondantemente diffusa in Italia. Oggi ormai tutti i grandi sviluppi seguono questa certificazione, piuttosto che la certificazione BREEAM,
di origine anglosassone, organizzata da questo ente che si chiama BRE, e l'acronimo Environmental Assessment Method, altra certificazione di rilievo internazionale molto utilizzata un po' in tutto il mondo, molto anche nel nostro paese, con un focus poi più spinto invece sui temi della salute e benessere delle persone negli edifici e negli spazi. C'è la certificazione WELL, l'ultima nata, nel senso che parliamo di 2015, e che certifica il livello di salute e benessere fisico e psicologico delle persone all'interno degli edifici e delle città. Ed è una delle due certificazioni, insieme ad un'altra che si chiama LBC, che introduce il concetto di biofilia, cioè che parla di tutto quello che la dottoressa Trombin diceva. Assolutamente, architetto, grazie mille, veramente è stato molto esplicativo e interessante quanto lei ci ha raccontato. Dottoressa, quindi questo le apriva di nuovo la porta, e anche magari un turismo del benessere che potrebbe essere un'altra opzione di cui potremo parlare in proseguo. Ah, assolutamente, assolutamente. Quindi la natura sta diventando proprio un elemento imprescindibile per il turismo e... Sì, sì, volentieri. E quindi un ulteriore spunto. Allora, io vi ringrazio lei per essere stata qui con noi, ringrazio l'architetto di essersi collegato, di averci dedicato il loro tempo preziosissimo, perché fanno delle attività molto molto significative e interessanti, oltre che quelle di formazione e di studio, e naturalmente possono essere anche emulati, tratti ad esempio dai più giovani per delle professioni molto più appetibili di quelle che magari sono quelle classiche, che adesso non sortiscono questo effetto così invitante. Allora, lasciamo i nostri ospiti, a voi lascio alla pubblicità, poi ritorneremo insieme con altre interviste e altri argomenti e tematiche. Tra poco.